Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie della nostra club del preferito. Forza Napoli! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio CRC con il suo punto chiaro. Ecco cosa ha evidenziato tuttonapoli.net. Ci sono valori assoluti e valori relativi. Prendiamo il Napoli, che ha vinto il campionato sull'Inter per un solo punto. Sono 3 punti. 1. I punti della vittoria sono stati pochi e non credo bastino per vincere di nuovo. 2. I gol fatti sono stati oggettivamente pochi, solo 59, mai prima d'ora una squadra aveva vinto un campionato con così pochi gol. Quindi dobbiamo migliorare la capacità realizzativa di questo Napoli. 3. La grande forza difensiva, la migliore tra le prime 5 in Europa, cercare di confermarla. È chiaro che da questi 3 punti di vista il Napoli deve operare sul mercato. Per aumentare il numero di punti, bisogna ragionare da una doppia prospettiva. Pensare a migliorare di 10 punti il proprio potenziale obiettivo, sapendo che ne perderai almeno 5 per la partecipazione alle varie coppe. Tra Champions League, Supercoppa e Coppa Italia, rischi di giocare 20 partite in più rispetto all'anno scorso, quindi in campionato perdi quei 5 punti, per usare un eufemismo. Il Napoli, sapendo chi perderà punti da queste 82, deve migliorare il suo rendimento di almeno 10 a 12 punti per raggiungere questi 87. Il Napoli ha ben chiari questi aspetti, tanto che sta costruendo una rosa consistente, con ruoli in cui, se uno parte e un altro entra, il valore non diminuisce. Dietro Di Lorenzo vogliono mettere il terzino dell'Under 21 spagnola e del Siviglia, Juanlu Sanchez, NDR, che è un ottimo giocatore. Stanno cercando di prendere un difensore centrale di pari valore a Ramani e Buongiorno, e dietro di loro ci sono Marianucci e Juan Jesus, che hanno dimostrato di essere affidabili. A centrocampo, incredibilmente, è arrivato De Bruyne. Credo che Gilmour e Anguissa lo siano di più. Ho detto tutto. Dovremo poi cercare un sesto centrocampista. In attacco, stanno cercando di aggiungere un altro centravanti di peso, e Lucca è uno di questi, nonostante quello che dicono in molti, e 2 esterni sinistri davvero forti come Noah Lang e forse Ndoye. Questo significa che, in termini di valori, in termini assoluti, il Napoli, senza perdere uno qualsiasi dei protagonisti dello scorso anno, e avendo aggiunto diversi giocatori chiave, è sicuramente più forte dell'anno scorso. Riuscirà a fare meglio dell'anno scorso? Non lo sappiamo, proprio perché ci sono diverse competizioni. Ma in termini assoluti, il Napoli è molto più forte dell'anno scorso. In termini relativi e relazionali, dato che non si compete con se stessi, si può migliorare ma allo stesso tempo indebolirsi nel calcio. Se valevi 7 e raggiungi l'8 come valore, e i tuoi avversari passano da 6 a 9, sei passato da +1 a -1 rispetto ai tuoi avversari. Per essere chiari, il tuo valore non è solo intrinseco, ma anche estrinseco rispetto ai tuoi avversari. Il Napoli può essere soddisfatto in termini relativi? Sì, sta migliorando molto perché ha persino aumentato il divario rispetto ai suoi avversari. L'Inter ha preso Bonni, ma è uno che non ha segnato molto, ha preso l'emergente Pio Esposito e altri giovani che stanno portando. E forse prenderà Leoni. Comunque, è curioso che tutto il rafforzamento dell'Inter derivi dall'avere hanno strappato l'allenatore, il difensore e il centravanti al Parma. È una cosa da poco. Questa squadra ha diversi giocatori che sono arrivati al capolinea o quasi. Acerbi, De Vrij, Darmian, Sommer. Se questa squadra perde Çalhanoğlu, si indebolirà. Soprattutto perché se Çalhanoğlu rimane, il problema è quasi più grande che se ne va. Dato che l'Inter è a pezzi, è una cosa che, se fosse successa a Napoli, Roma o altre squadre, sarebbe stata una notizia da prima pagina. Da questo punto di vista, hanno una capacità comunicativa estrema. Ho l'impressione che Marotta sia bravo a mettere pressione alla stampa. Possiamo dire che se Inter e Napoli fossero state fianco a fianco, ora c'è differenza. Il Napoli sta crescendo e l'Inter si sta restringendo, quindi la differenza a favore del Napoli sta aumentando. Nel capitolo Juve, l'allenatore Tudor non è una prima scelta. Il Manchester City, eliminato dall'Al-Hilal, gli ha dato 5 palloni alla Juve. La difesa è un disastro e Vlahovic è un giocatore molto costoso. Individuo in casa. La Juve ha così tanti problemi strutturali che risolverli sarà molto complicato. Non so se si iscriverà alla corsa al titolo, non sembrano essere allo stesso livello di Napoli e Inter. Sento che l'Atalanta fa peggio, perché oltre ad aver perso alcuni big, Lookman in primis, il passaggio da Gasperini a Juric è un salto nel buio enorme. Mi sorprenderei se si confermassero in Champions League. Anche qui il divario si allarga. Non parlo nemmeno di Roma e Lazio, una deve vendere e l'altra ha il mercato bloccato. Chi è rimasto? È dura per Bologna e Fiorentina lottare per il titolo. Allegri torna al Milan dopo tanti,
tanti anni e l'Allegri degli ultimi anni ha volato basso, ha raggiunto il massimo delle qualificazioni in Champions League. Tutti dicono che il Milan decollerà, nel frattempo perdono Reinders e Tio Hernandez, e il contratto di Maignan scade dopo un disastro. Se Meret avesse commesso almeno il 50% dei suoi errori, lo avrebbero cacciato dal Napoli. Ora vediamo se si riprende con Allegri. Siamo così sicuri che il Milan di Allegri seguirà il Napoli di Conte? Allegri non è Conte, c'è un abisso tra i due. Conte è l'uomo che ti riporta in cima. Allegri è bravo a succhiare ruote, va a Torino e sfrutta il lavoro di Conte, ma non è una stella. Non è uno in grado di portare una squadra dal 10° al 1° posto, non l'ha mai fatto. Allegri non è Antonio Conte e il solo paragone mi offende. Quest'anno prevedo che le milanesi e la Juventus si affronteranno a braccetto con il Napoli in Champions League, con un distacco dalle romane Atalanta, Fiorentina e Bologna. Ma chi saranno le pretendenti allo scudetto? Napoli e Inter? Ebbene, posso dire che attualmente, in termini assoluti e relativi, il divario tra Napoli e Inter si è ampliato a favore del Napoli. Purtroppo, il Napoli ha l'onere e l'onore di essere considerato il favorito, ma Conte ha detto: per una volta vorrei iniziare così. Piacere di conoscerla. Il Napoli prosegue senza sosta il suo lavoro di mercato, con un occhio alla stagione 2025-26, con l'obiettivo di costruire una rosa solida e competitiva in tutti i reparti. Il primo obiettivo per la difesa è stato individuato in Sam Beukema del Bologna. Il difensore olandese, autore di un'ottima stagione con i rossoblù, è considerato un rinforzo ideale per la difesa dei campioni d'Italia. I contatti tra i due club sono in corso e, nelle ultime ore, si sono registrati significativi progressi. Il Bologna ha ridotto la richiesta iniziale a 30 milioni di euro, mentre il Napoli ha aumentato l'offerta a 28 milioni, avvicinando significativamente le posizioni. L'accordo definitivo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, consentendo così a Beukema di unirsi alla squadra in tempo per la pausa estiva. Il difensore classe 1998 rappresenta una garanzia in termini di affidabilità e maturità tattica, e il suo eventuale arrivo rafforzerebbe significativamente la difesa a disposizione del nuovo allenatore azzurro. Cosa ne pensi? È un rinforzo per il Napoli? O no? Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!